Il fermo dei mezzi pesanti che avrebbe paralizzato l'autotrasporto da lunedì è stato scongiurato. In Friuli Venezia Giulia avrebbe interessato 12.000 veicoli. Le misure messe in atto dal governo per alleggerire il costo del carburante ha convinto le associazioni datoriali a revocare il blocco, ma la situazione resta grave. Nella nostra regione a soffrire sono in particolare le province di Gorizia e Trieste, mentre Udine e Pordenone sono quelle con il maggior numero di imprese di autotrasporto. Il maggior costo complessivo in 3 mesi ha toccato in Friuli Venezia Giulia 33 milioni e mezzo di euro. Alla fine è prevalso il buonsenso. Il governo ha riconosciuto le difficoltà degli autotrasportatori e ha dato risposte concrete alle loro richieste. È una scelta di responsabilità che evita anche al Friuli Venezia Giulia un fermo che nel giro di pochi giorni avrebbe svuotato i supermercati, bloccato le consegne e lasciato le aree di servizio senza carburante. Negli ultimi 10 anni nella nostra regione gli autotrasportatori sono diminuiti di 449 unità. Se nel 2015 erano 1.473, nel 2025 sono scesi a 1.024, con un calo del 30,5%. Adesso però serve coerenza. Gli impegni presi devono essere rispettati subito. Ne va della tenuta di un settore che muove oltre l'80% delle merci anche nella più piccola regione del nord-est e rappresenta una colonna portante dell'intera economia nazionale.